All'ospedale Ca' Foncello operative da oggi le tende del pre-triage, intanto va verso una soluzione il nodo del focolaio di geriatria, riapertura del reparto prevista per giovedì. Il bollettino dei contagiati da coronavirus in Veneto sale a 771, 21 le vittime, 142 i positivi al test nella Marca, 9 le vittime dopo la morte di un ottantenne. Dentro e fuori la zona arancione, dopo le restrizioni partono i controlli delle forze dell'ordine tra divieti e coprifuoco, ancora molti interrogativi dei cittadini. Confronto e videoconferenza del governatore Zaia con il ministro degli affari regionali Boccia, diversi punti del decreto da chiarire, ho chiesto al governo circolari esplicative. Il prefetto Laganà conferma che si stanno cercando delle linee comuni per l'interpretazione del decreto, conferma i controlli ma anche le sanzioni per i trasgressori. I cittadini da ieri a caccia di risposte, letteralmente assaltati i centralini di enti e istituzioni, un caso per tutti, la Polizia Municipale di Treviso. Federoba chiama Trump, i prodotti del territorio, dicono comune e imprenditori locali, sono di alta qualità e non vanno penalizzati. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. Saluto e ringrazio subito il governatore del Veneto, il presidente Luca Zaia, grazie per essere con noi, presidente. Buonasera a tutti. Allora, i dati li abbiamo visti, ricordati poco fa, 771 contagi, 21 vittime nella nostra regione, poi avete diffuso altri dati in questa giornata che mi colpiscono molto, che dopo ricorderemo, cioè la divisione dei contagi per fasce d'età. Presidente, abbiamo visto anche sul fronte nazionale quello che sta accadendo in Lombardia, c'è una recrudescenza in questo momento, cioè, stiamo vivendo forse il picco? Speriamo che sia il picco. Le do il dato di giornata, noi oggi abbiamo chiuso la giornata con più 10 persone in terapia intensiva, questa mattina abbiamo aperto la giornata con 50, adesso ne abbiamo 60, una sessantina. Il che vuol dire che l'area critica per noi, che è quella delle terapie intensive, ricordo che questo virus, fatto 100 i pazienti, 80 guariscono in autonomia come fosse una sindrome influenzale, cioè se la risolvono con abbastanza facilità, e 15 su 100 hanno bisogno di cure mediche, 5% hanno bisogno di cure mediche intensive e che sono rappresentate da respiratori meccanici, da essere intubati e quindi terapie intensive. La vera sfida qual è? È quella di chiedere la collaborazione dei cittadini, di osservare le regole e di fare in modo che se tutti noi rispettiamo le regole, evitiamo di andare nei posti affollati, evitiamo di avere distanze ravvicinate quando parliamo con l'interlocutore, evitiamo di dar la mano oltre a lavarcele spesso, ecco, se facciamo tutte queste cose rallentiamo la diffusione del contagio. Perché dico rallentiamo? Perché è ovvio che il virus c'è, ma più fatica fa a diffondersi, più respiro abbiamo nelle terapie intensive. 400 posti occupati su 450. Noi abbiamo 450 posti, che è una dotazione diciamo importante per una regione come il Veneto, e gran parte ovviamente sono occupati da quella che noi definiamo l'attività di cura dei veneti. Un incidente stradale che fa arrivare in terapia intensiva il paziente, bisogna garantirgli a questo paziente il letto e la postazione in terapia intensiva, e il malato cronico che ha bisogno di terapia intensiva piuttosto che un intervento chirurgico nel quale è previsto la permanenza in terapia intensiva, i trapianti. Cioè noi non possiamo rinunciare alla cura dei veneti, possiamo comprimere e fare in modo che le attività di elezione, come si dicono, no? Quelle che tu programmi ma puoi anche rimandare e che prevedono anche una parte di terapia intensiva, magari le sposti. Ma il vero dato è che noi oltre a questi 450 posti abbiamo già acquistato i macchinari eccetera per allestire altri posti. Però a tutto c'è un punto di tenuta, perché se noi consideriamo che se considerassimo che dovessimo avere un picco pauroso di questa epidemia che coinvolge tutti i veneti, cioè noi, per quanto si possano fare posti, non saranno mai sufficienti per tutto il Veneto, questo è poco ma sicuro. Non voglio inquietare nessuno, ma dico a tutti, fatelo per voi stessi e fatelo anche per le fasce deboli, gli anziani, i bimbi, i bimbi dico perché il bimbo immunodepresso non può permettersi di essere contagiato, ma così anche i malati cronici, i malati complessi. Per dire cosa?
che sfattiamo sta roba di dire che si ammalano solo alcune categorie. Noi abbiamo oggi diffuso, oggi questi dati mi colpiscono. Su mia volontà, le fasce d'età e le percentuali di ricoveri che abbiamo. Io li leggo, tra i 25, allora, tra 0,14, 15 e 24 nessun contagiato, cioè, o meglio nessuno ricoverato. Tra la classe d'età tra 0 e 14 ci sono 11 contagi, certo. Questo è vero. E per quanto riguarda i ricoveri, tra 25 e 44 ci sono i primi che sono in altri reparti 7 persone, in terapia intensiva, ricordo fascia 25 e 44 ci sono 2 persone, fascia 45-64 ci sono, leggo solo le terapie intensive, 16 persone, 65-74 anni 14 persone, 75-84 anni 18 persone in terapia intensiva, oltre gli 85 c'è una persona. Beh, lei capisce da questi dati che c'è una stratificazione, quindi se qualcuno dorme sonni tranquilli perché dice tanto a me non può capitare, sappiamo che invece dobbiamo fare una scelta di comunità, che è una scelta di responsabilità e di solidarietà. Per questo, guardi, abbiamo attivato anche un portale che è stato criticato su Instagram, Viral Veneto, Viral Veneto, che ormai ha circa 70.000 ragazzi che lo seguono e ha ovviamente hanno detto Zaia si rivolge agli influencer. Sì, mi rivolgo agli opinion leader, come Alice De Bortoli, che è una ragazza di Casale sul Sile di 15 anni, che ha 1,5 milioni di ragazzi, di giovani e giovanissimi che la seguono. E per dare cosa? Per dare indicazioni e invitare tutti i ragazzi a sapere che non è utile e igienico andare a riempire le piazze perché magari trovano i bar chiusi alle 6 di sera. Esattamente. Tutta l'Italia deve essere zona rossa, definiamola così? È un po' questa l'idea, perché è inutile applicare questi sistemi a macchia di leopardo. A prescindere da quelli che comunque vogliono sempre fare polemica, perché io ho detto a un certo punto, quando si è trattato di discutere i fondi, i famosi miliardi a disposizione per le imprese, era passata all'inizio l'idea di destinarli solo alle aree rosse. Quali erano queste aree rosse? Le aree rosse per legge in quel momento, cioè 10 giorni fa, erano i 10 comuni della Lombardia e il comune di Vo. Io ho detto, guardate che per la crisi economica tutto il Veneto è area rossa, no? Perché è impensabile che noi questa crisi la possiamo solo ristorare su un comune di 3.500 abitanti che ha avuto un sacrificio. Si è abbattuto su tutta la regione, non solo, certo. Il che non vuol dire, stavo parlando, giustamente lo ripeto, del tema economico. Oggi dico, e l'ho sempre detto, controllate le mie dichiarazioni, che ci vogliono misure urgenti da nord a sud, ma lo sto dicendo perché ho avuto da mettere, come si può dire, da chiedere delucidazioni su quello che è accaduto in provincia di Treviso, in Veneto. Perché con la macchia di leopardo noi non facciamo prevenzione, cioè il virus non conosce i confini provinciali e soprattutto dobbiamo evitare che qualcuno magari che, non so, la mia provincia, Treviso, che è area arancione, non definiamola rossa, area diciamo ad alta limitazione, magari se abita a Vittorio Veneto non pensi di dire ma mi faccio 2 chilometri, 3, 4, quello che sarà, vado in provincia di Belluno e lì trovo i ristoranti aperti e trovo di tutto. Questo non funziona. Cioè noi dobbiamo fare in modo che ci sia una norma nazionale per tutti, ma perché anche chi non ha grandi focolai oggi deve prevedere che potrà averli. Peraltro con la notizia di questa sera Cipro ha avuto i primi 2 casi positivi e quindi ufficialmente tutta Europa ha i casi e sempre oggi per i primi 2 morti in Germania e quindi vuol dire che adesso siamo in volo e cominciamo a ballare con l'aereo perché siamo con tutti gli stati europei coinvolti da questa partita. Senta, bisogna sospendere la borsa però come qualcuno diceva, anche Salvini stesso, no? Le quotazioni, ma visto il crollo anche di oggi. Guardi, il crollo è inevitabile che ci sia, cioè la borsa ha bisogno di stabilità, ha bisogno di certezze e capisce che davanti a un'epidemia, la chiamo epidemia, anche qui vorrei dirlo, perché poi c'è sempre gente che non ha niente da fare tutto il giorno, sa solo far polemica. Non la chiamo io epidemia perché Zaia si è inventato un'epidemia, lo dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'ha definita epidemia. Questo è quando diventerà planetaria, e lo sta diventando, diventerà pandemia. Quindi utilizziamo i termini propri. I termini propri sono epidemia in questa fase. Noi siamo preoccupati, avete visto la Lombardia ha un'escalation, ha passato forse i 400 morti in questo momento, ha migliaia di persone positive e dico proprio per questo motivo noi siamo preoccupati perché vorremmo cercare di avere più tenuta, anche perché la macchina, lo stress test della macchina sanitaria del Veneto è ovvio, lo stiamo vivendo, c'è tenuta, ringrazio tutti gli operatori del mondo della sanità che sono persone fantastiche ed è anche l'occasione per dire una cosa, me lo lasci dire
a Varino. La cosa, lei sa per quante settimane abbiamo dovuto difendere l'idea che non era una bugia, che la sanità privata non era stata privilegiata. Oggi avete la dimostrazione. Noi eroghiamo tutto questo servizio sul coronavirus e sulla cura dei pazienti veneti solo nel pubblico. Le 450 terapie intensive sono pubbliche, gli staff che si occupano di coronavirus sono tutti pubblici. Anche perché l'aveva detto ormai qualche giorno fa ed è ancora così. Se avessimo abbandonato l'idea del pubblico sul privato, oggi saremmo solo nel privato. Ovvio che se continua così dovremmo iniziare a ipotizzare di delegare alcune attività non di coronavirus ai privati, perché questa potrebbe essere un'idea, per sbloccare ancora di più attività, ma questo in un'emergenza accade di tutto. Prima ho visto le tende nei titoli di apertura, quelle tende lì le ho volute io, ma non le ho chieste ieri, quelle tende lì le prime installate, le ho installate il 22 febbraio, dopo 2 ore dalla scoperta di 2 contagiati a Schiavonia, tanto è vero che Schiavonia sta lavorando dal 2 febbraio con quelle tende. Anche lì hanno detto, Zai è esagerato, le tende, la protezione civile. Visto? Perché poi dobbiamo ricordarci che siamo passati da un sentimento, una febbriciola tipo influenza, sti qua sono esagerati, adesso bisogna chiudere tutto. Quindi non è colpa nostra, il mondo scientifico ha avuto veramente una grande evoluzione. Senta Presidente, ci sono state evoluzioni invece a proposito nelle ultime ore, perché per esempio il Friuli Venezia Giulia mi pare che accolga 13 in arrivo dalle terapie intensive della Lombardia, cosa mica semplice perché oggi il Friuli Venezia Giulia registra 93 casi, quindi sta crescendo. Guardi, anche... Io sento i miei colleghi governatori, il Friuli Venezia Giulia ormai ha iniziato la rampa di lancio e va verso la salita, anche noi abbiamo iniziato con 2 casi, vi ricordo che Vo aveva questo scenario, 2 casi, 66 positivi in una comunità di 3.500 abitanti, 11 dei quali in ospedale, 2 dei quali in terapia intensiva. Questa era la storia di Vo. E poi l'evoluzione è stata che oggi abbiamo oltre 700 casi, 61 in terapia intensiva e sono passate solo 2 settimane. Friuli Venezia Giulia, essendo meno intaccata ancora da questo, sta ospitando pazienti. Noi ne stiamo ospitando un paio della Lombardia. Ma non coronavirus, non vero? Covid, come si dice tecnicamente, non coronavirus. Su mia richiesta noi diamo disponibilità per quanto possibile, perché dobbiamo pensare a dare salute ai veneti, assistenza ai veneti, ma di certo è giusto che la Lombardia curi il coronavirus in loco e casomai mandi i politraumatizzati, gli infartuati e i quadri clinici complessi nelle altre regioni per introdurle nelle terapie intensive. Le faccio vedere una cosa Presidente, la situazione a geriatria, quindi ospedale Cafoncello, buona notizia perché riapre giovedì, vediamo il servizio. La situazione per noi, diciamo, il focolaio della geriatria da giovedì si chiude. Una buona notizia, ma soprattutto un segnale importante per chi ritiene la Marca Trevigiana area da contingentare. Il reparto dove ci sono stati i decessi per coronavirus è stato sigillato con il risultato che il contagio è stato circoscritto ed ora, a 14 giorni dal primo caso, i degenti potranno uscire da quelle stanze. Giovedì andremo a dismettere 35 persone che oggi erano ricoverate in geriatria. Molti di questi andranno a domicilio, altri andranno in casa di riposo. Un provvedimento che potrebbe mettere in discussione il confinamento della Marca come area rossa. Era proprio in relazione ai 9 decessi, di cui l'ultimo questa mattina, un paziente ultra ottantenne con altre patologie ricoverato il 24 febbraio scorso, che il governo ha inserito Treviso tra i territori a maggior rischio. La chiusura del focolaio potrebbe quindi ridurre il periodo di quarantena con immediati benefici per tutti. Altra situazione positiva riguarda la disponibilità di posti letto nelle terapie intensive. Noi abbiamo sostanzialmente programmato l'attivazione in accordo con la Regione di una cinquantina di posti. Oggi siamo a 6, forse più 1, 7 e quindi teniamo ancora botta e quindi credo che la situazione è ancora, come dicevo prima, sotto controllo. Per cui ecco, non rallentiamo ovviamente il controllo, non rallentiamo, non abbassiamo la guardia, ma teniamo la situazione sotto controllo. Intanto aperta da questa mattina una delle 2 tende per il precontrollo di chi si reca al pronto soccorso. Oggi ci sono dentro operatori di protezione civile da noi addestrati, coadiuvati da un nostro infermiere professionale del pronto soccorso. È uno screening, viene misurata la temperatura, viene compilato un questionario. La persona che sta bene e ha altri problemi va direttamente al pronto soccorso. Chi non sta bene, ha la febbre, tosse, viene dirottato nell'altro percorso del pronto soccorso e così non va a contatto con altri e quindi anche se fosse per caso positivo non è un rischio per altri. Dal direttore generale un appello e una rassicurazione.
L'appello è che se non avete cose da fare e state in casa, evitate ovviamente di uscire e di avere contatti, perché purtroppo può succedere che ci siano persone che sono tra noi e sono positive, quindi evitiamo ovviamente questi contatti e contemporaneamente lavate le mani e evitate gli assembramenti. Queste sono le cose principali. Continuate a lavare le mani, igienizzatevi, e credo che in questo modo riusciremo a frenare sicuramente questa epidemia. Allora ricordo tra poco, quando finiremo l'intervista col Presidente, vedremo tutti gli altri servizi che riguardano Treviso. Approfitto per dire anche che stasera a Ring c'è il professor Palù, quindi con lui staremo, infatti, per cui avevamo bisogno di lui anche in questo momento, no? Secondo me, per chiarire molti aspetti anche per chi ci segue da casa. Cosa le ha detto il Ministro Boccia, Presidente? Ma noi abbiamo fatto l'incontro oggi, ce l'abbiamo con i ministri e col Ministro e col Governo tutti i giorni alle 15, poi al mattino abbiamo una riunione alle 9. E oggi ho posto la questione del decreto, anche qui, non per fare guastafeste, ma è giusto che se ci sono dei decreti siano applicabili. Abbiamo avuto un sacco di richieste, non so, il barbiere che ci chiede se domani mattina, che è martedì, aprono i barbieri, può fare il barbiere, la parrucchiera, l'estetista, la pizza da sport. Io non sono un ristorante, dice la pizza da sport, non sono un bar e quindi posso farlo, il kebab, lo street food, insomma c'è un sacco di interpretazioni, gli spostamenti per lavoro tra aree arancione tra le province di Treviso, Venezia e Padova e le aree non arancioni che sono le altre 4 province del Veneto, la movimentazione delle merci che per fortuna è stata chiarita ieri sera, visto che qualcuno dice Mazzaia chiede sempre robe, sì, fino a ieri sera non si sapeva se le merci potevano circolare oppure no, e ieri sera fortunatamente il governo ha anche chiarito il tema della mobilità dei cittadini, perché all'inizio se uno leggeva in maniera precisa il decreto dovevamo stare tutti a casa. Non si capiva bene cosa significassero come si dice? I gravi motivi indifferibili, sì. le motivazioni indifferibili. Sì. Adesso ci siamo, vanno ancora chiarite altre cose, fermo restando che poi abbiamo chiesto anche che siccome il decreto di DPCM scadrà il 3 aprile, che ci sia anche la possibilità, strada facendo, per la prima volta di poter costruire un provvedimento unico ma assieme, visto e considerato che la legge dice sentite le regioni. E non mi hanno sentito. Ma guardi, io non sto a fare polemiche, siamo in emergenza e giustifico il governo a 360 gradi, però è pur legittimo che se domando una roba non è che viene fuori la polemica, ve l'abbiamo chiesta, perché faccio la domanda negli interessi dei cittadini. Se domani mattina sarà firmato il decreto già approvato dal Capo dello Stato che prevede l'articolo 11 la possibilità di far lavorare tutti i medici e i sanitari che sono negativi al tampone ma sono a casa in isolamento. L'ho chiesto lei, no? L'ho chiesto io, vorrà dire che in Veneto noi abbiamo 617 persone che possono tornare a lavorare in ospedale. E io molti medici mi dicono fateci lavorare, sono negativo, non ho sintomi, ho solo la colpa, fra virgolette, di essere stato a contatto con uno che poi è risultato essere positivo. Lei capisce che se noi svuotiamo gli ospedali di medici, infermieri e operatori, finisce che gli ospedali, i pazienti da soli non possono gestirseli, no? Le dico una cosa, diciamo, più di sentimento. Sembra molto rassicurante, lei solleva però delle questioni forti, no? Che poi vediamo diventano di dibattito pubblico anche negli ultimi giorni. Ma scusi, ma mi perdoni? No, lei è Presidente, ha un ruolo e quindi deve essere rassicurante. Lei è tranquillo? Come la vede? Come la vive questa? Guardi, io dico che non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo liquidarla come una cretinata e ho una visione positiva perché ne verremo fuori, bisogna uscirne con le ossa meno rotte possibili. Allora, oggi il Veneto sta tenendo rispetto a tutte le altre realtà, è fortuna, è organizzazione, però mi lasci anche dire che io l'ho sempre detto ai veneti, vedrete che quando avrete veramente bisogno della sanità, e questo è uno di quei momenti, si capirà se la macchina funziona o no. Cioè, noi abbiamo fatto 16.041 tamponi, anzi sono di più perché 16.041 erano stamattina. Sì. Un tampone negli Stati Uniti costa dai 3.400 ai 4.000 dollari. Noi li facciamo gratuitamente, qualcuno dice perché devo pagarli? No, io dico semplicemente rendetevi conto, io sono stato accusato perché facevo troppi tamponi, perché le linee guida e le direttive non prevedevano tutti quei tamponi. Per fortuna che li abbiamo fatti. Io ho voluto testare tutti i cittadini, dico io perché io ho deciso, in qualità di soggetto attuatore, di responsabile, contro le direttive, perché vi ricordo che le direttive non prevedevano il test per tutti i cittadini di Vo,
prevedevano il test per chi era venuto per a i contatto, contatti sì. dei contagiati. Ma questo ci ha permesso di isolare un sacco di persone positive, erano 66 a Vo, che non avevano avuto nessun contatto con i contagiati, chissà, oppure hanno avuto dei contatti ma che noi non avremmo mai rintracciato, no? Magari uno che un giorno ha detto ciao, come va? E chi è che si ricorda che quello era un contatto? Sì. Siamo riusciti a isolarli e oggi a Vo è precipitata la quantità di contagiati, dal 3% siamo andati sotto l'1%. Senta Presidente, buone notizie ce ne sono? Sì, guardi, Cioè? solo i pessimisti non fanno fortuna. Questa- La prima buona notizia, abbiamo chiuso lo Schiavonia, anche lì critiche perché quella sera, il 22, ho deciso di chiudere lo Schiavonia, cioè l'ospedale intero. Apriti cielo, sembrava una roba esagerata, le tende, chiudere un ospedale. Alla fine ci torna buono perché l'ospedale adesso avrà un'ala dedicata, un'area dedicata ai pazienti coronavirus e la facciamo in una zona dove abbiamo avuto una città, un paese, un comune di 3.500 abitanti in quarantena per 2 settimane, 50 posti di alta specializzazione, abbiamo fatto ripartire il resto dell'ospedale dopo 2 settimane di vuoto sanitario e ieri è nato il primo bimbo Massimo e penso questa sia una bella notizia, penso che noi dobbiamo vivere anche di belle notizie. E poi le terapie intensive, abbiamo detto 61 pazienti, però ricordiamo che abbiamo già dimesso i primi 30. E ricordiamo anche che abbiamo già dei pazienti, adesso i 30 riguardano pazienti in generale, invece abbiamo i primi pazienti di terapie intensive in fase di svezzamento, cioè stanno togliendo le macchine, si dice tecnicamente svezzamento, e tornano in corsia per finire la cura e poi se ne andranno a casa. Senta, gli impianti sci, anche questo è diventato un dibattito, soprattutto nei rapporti per esempio col Trentino Alto Adige. Sappiamo, la Lombardia chiusi subito perché così era, l'Emilia Romagna anche lì c'è stata una polemica, poi li hanno chiusi, e qui? No, guardi, mi perdoni se la correggo, nessuno ha chiuso subito gli impianti, né Lombardia, tantomeno Emilia Romagna. Noi, senza rispettare subito, capito? Nel decreto non è prevista la chiusura degli impianti, assolutamente. Allora a meno che non siano aree rosse, lei ha ragione sul tema delle aree rosse della Lombardia. Quindi oggi l'assessore Caner sul mio mandato ha cercato di mettere in fila tutti gli impiantisti e le posso annunciare che la quasi totalità ha annunciato di dare una disponibilità a chiudere da venerdì. Questo per riuscire a smaltire poi i turisti che sono in zona. Abbiamo visto delle scene raccapriccianti di masse davanti allo ski pass e agli ski lift, scusi, e alle cabinovie, per cui questa non è prevenzione. Speriamo di convincere anche gli ultimi irriducibili e poi si chiude da venerdì. No, la polemica era l'Emilia Romagna perché il Cimone aveva lasciato aperto, poi ieri fecero un comunicato, un controcomunicato dicendo che invece avrebbero chiuso. Quindi però è sempre questi, in questo caso per il Veneto sono su base volontaria, quindi bisogna riconoscere il sacrificio di queste imprese, perché non sono obbligate a chiudere, perché non sono in zona arancione o rossa, come si vuol chiamare. E sentiamo il prefetto Laganà e poi torniamo a commentare anche i controlli di strada. Grazie. Prego. Cosa diciamo ai cittadini? Di essere ligi, di pazientare, di essere, come dire, di capire il momento, di adeguarsi a quelle che sono le prescrizioni, da rifugire da interpretazioni sgaiattolanti, perché questo tempo passerà e passerà prima se tutti siamo allineati. Ci stiamo comunque cercando di trovare delle linee di interpretazione che siano anche uniformi, perché poi in questo caso abbiamo anche l'esigenza di non dare un'interpretazione basta, ma che sia in qualche modo anche condivisa dagli altri territori per evitare discriminazioni. Faremo i controlli come sempre fatto, tenendo conto di queste nuove evenienze. Prima avere un locale affollato non era un problema, oggi è una situazione che può comportare una violazione delle norme e in quanto tale verrà sanzionata. Non c'è nessun accanimento e neanche nessuno, però, come dire, vogliamoci bene, perché non è questo il momento. Controlli stradali, la gente dice ma tanto i controlli non ci sono, vado dappertutto. Ci saranno e se verranno sanzionati c'è anche una conseguenza di carattere penale, per cui bisogna capire se vale la pena rischiare. Avete disposto dei controlli? Assolutamente sì. Posti di blocco, controlli? Allora, del posto di blocco sembra una cosa, ci sono dei controlli per cui così come si colpisce quello, si trova quello che va magari un po' perché ha alzato il gomito piuttosto che va veloce, saranno anche i casi di cui va in giro senza averne motivo. Verrà approvato, c'è l'autocertificazione deve essere fatta, verranno fatti dei controlli e se qualcuno ci incappa incorre nel 650 codice penale. Intanto il ministro Boccia poi questo pomeriggio ha detto che il governo sta lavorando a una progressiva omogenizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale, che è il vostro appello, no? Più che anch'io di questa opinione, le posso garantire che la mia richiesta fatta in più occasioni, sono atti ufficiali sia al Presidente del Consiglio che oggi rinnovata al Ministro Boccia, il quale ha detto
che condividono questa strategia, anche, ovviamente i colleghi delle altre regioni, per cui io spero che si vada veramente, diciamo, con rigore a fare in modo che qualcuno non stia chiuso in casa e qualcun altro vada in giro a far festa, perché non ha nessun senso. Ma il problema infatti è che se io esco con questa autocertificazione può esserci scritto qualsiasi cosa, però tutto, niente niente, la signora che oggi ci scriveva va a farsi i capelli da Treviso a Padova, guardi la sua parrucchiere. Lei si fida dei veneti, lo so. Io mi fido dei veneti, certo. Questa non è una biscarata, non è che c'è il divieto di pesca e dici sto attento e magari mi metto a pescare. Qui stiamo discutendo della vita, del futuro dei veneti, quindi c'è poco da stare lì a fare i furbi. È bene che si facciano i controlli, però c'è una serie di controlli che io non condivido, glielo dico. Cioè? Non è possibile, siccome ho notizia da imprenditori, soprattutto dai ristoratori, che ci siano controlli fiscali dentro nelle aziende in questi giorni. Cioè hanno tutto il tempo che vogliono del mondo. Cioè lei dice in questo momento... invito, siccome ormai è tutto, zona franca, è tutto telematico, è tutto, non è che uno può scappare con la contabilità, evitiamo di andare dentro nelle aziende a fare i controlli in queste ore, cioè, perché questo diventa stucchevole. Cioè, è come andare da qualcuno che è morto in casa a suonargli il campanello per contestargli delle robe, una multa per divieto di sosta e altre robe. Ci vuole anche rispetto per le nostre imprese e per i nostri cittadini. Se uno è evasore fiscale non è che diventa una vergine fra 15 giorni e un mese, resta un evasore fiscale. Cerchiamo in questa fase di evitare pressione. Presidente, poi però abbiamo sempre parlato di rinvii, no? Di molte tasse, anche quelle comunali, eccetera, eccetera. Una sospensione non è una cancellazione. La cancellazione non si può fare, se no poi interviene la Corte dei Conti, però chi si fa? Perché... Ne abbiamo parlato anche oggi. Allora c'è un decreto in piedi che dovrebbe avere come partita finanziaria i 7 miliardi e mezzo che ha annunciato il governo, sono stati annunciati dal governo. Dovrà essere poi approvato dal Parlamento e immagino che non ci siano dubbi su questo. È fondamentale ovviamente fare in modo che quelle risorse vengano date alle imprese che hanno avuto danni. Dopodiché io credo ancora, anche qui qualcuno dice Zaia, parla di ste robe, gli influencer, gli opinion leader. Sì, sono convinto che se vogliamo riposizionare l'offerta turistica del Veneto e dell'Italia nel mondo, e anche imprenditoriale e anche economica, dobbiamo rivolgerci nei paesi che scegliamo ai loro opinion leader. Se uno va negli Stati Uniti sa che gli opinion leader possono essere Oprah Winfrey, certo, che è la più grande opinion leader, che è in grado di dire agli americani quest'anno tutti in vacanza a Jesolo, a Caorle, dov'è, piuttosto che negli Stati Uniti David Beckham, a Londra David Beckham, l'ex calciatore, o dico dei nomi così, Harry, Meghan o qualcuno della Casa Reale. Cioè bisogna che noi ci rivolgiamo a personaggi famosi dei loro paesi, è come se, mi perdoni, Federica Pellegrini, esatto, che ci ha aiutato, e ringrazio, con questo Viral Veneto, è come se Federica Pellegrini venisse, interessata da una comunità in crisi, Los Angeles, le spiagge della California, che hanno avuto una difficoltà, e dicono: Federica Pellegrini, puoi dire agli italiani che la meta che sceglierei quest'anno di vacanza è lì? È ovvio che lei crea consenso. E quindi detassiamo questa vacanza che facciamo in Italia, secondo lei? Che è un'idea, questa è una cosa bella, questa è un'idea sulla quale lavorare. Io sono convinto, a parte che Federica dimostra sempre di andare alle nostre spiagge venete, sì, certo, e questo le fa onore, e le fa onore anche essere stata la prima in Viral Veneto ad intervenire e a dire: ragazzi, tenetevi informati e rispettate le regole. E dall'altro poi dico che è fondamentale che si faccia una campagna in questo senso. Poi peraltro vedo qualcuno che contesta queste mie idee, posso garantire che nella riunione da Palazzo Chigi il ministro degli esteri Di Maio ha confermato che questa è la via, che è quella degli influencer, quindi basta che si capiscano tra di loro. Allora gliene dico un'altra di polemica. Ieri hanno detto: Zaia si adegui, spieghi che cos'è questa zona rossa, la faccia applicare, eccetera eccetera. Quale zona rossa? Quelle che erano in teoria Padova, Venezia e Treviso nelle scorse ore, poi abbiamo capito che invece è zona arancione. Questo le dice, no? L'opposizione in regione. No, io dico che il tema della zona rossa, di fare tutto... Va bene, ma deve essere tutto il paese. Guardi, no? Io ho semplicemente detto: guardate, spiegateci il criterio, perché non capiamo se ha senso stralciarle nel momento in cui siamo a macchia di leopardo. Cioè, il mio collega Federica mi dice: scusa, ma che senso ha
che tu mi dici che hai la zona rossa a Treviso e poi attraversate il Meschio e arrivate a Sacile e festa a go-go. Non ha nessun senso. Da casa mia andare a Sacile, io ci vado a correre a piedi, cioè, quindi ci vai in bicicletta, ci vai a piedi. Quindi bisogna capire invece che dobbiamo uniformare tutto, perché sennò creiamo migrazioni pericolosissime per la diffusione del virus, perché poi dietro al movimento delle persone noi dobbiamo sempre vedere il virus che si sposta. Ha detto bene Burioni, bel sistema di buttare fuori un decreto così senza presentarlo, che è finito nelle mani di tutti. Abbiamo visto in molti di Milano che sono scappati da Milano. Ecco, esatto. E Burioni, giustamente, che è uno scienziato, ha detto sì, così avete facilitato la diffusione del virus, perché assieme alle persone se n'è andato anche qualcuno contagiato. Esattamente. Allora, intanto c'era un decreto della Protezione Civile che chiuderà tutti gli impianti di sci nel nostro paese. Presidente, grazie. Domani altra giornata, si ricomincia alle 9. Sì, prima guardi, riunione. sono tutte, guardi, per capirci sono tutti i giorni, dal primo giorno nella sala operativa per l'unità di crisi della Protezione Civile a Marghera, e da lì seguiamo tutto, i programmi, le terapie intensive, i dati e tutto quello che sono poi le scelte da fare. Perché Se ha piacere ci rivedremo qua per fare il punto di una nuova giornata domani sera. Va bene? Tempo permettendo, sì, grazie e buonasera. Grazie davvero, rispettate Presidente. le indicazioni, le regole, se non avete bisogno di uscire state a casa, questa è l'unica regola, evitate contatti, le norme igieniche, lavarsi spesso le mani, e questo è fondamentale per evitare il contagio. Eh sì, 10 giorni che non ci diamo la mano noi, certo. ogni sera qui, ma non ci diamo mai la mano. Grazie Presidente, Prego. grazie, buon lavoro. Buonasera. Vediamo appunto l'applicazione pratica nei territori del decreto ministeriale, i controlli con il capo della Polizia Municipale di Treviso, Gallo. Solo nella giornata di ieri, dalle 8:30 fino a ieri sera praticamente, abbiamo ricevuto 2 telefonate al minuto. Centralini presi d'assalto da ieri nella sede della Polizia Municipale di Treviso. Tutti a chiedere spiegazioni sui limiti agli spostamenti e soprattutto procedure per le deroghe con relative autocertificazioni. E chi non ha la pazienza di stare al telefono si reca sin dal mattino direttamente al comando. Quante persone sono venute questa mattina? Per il momento 15. 15. Di che estrazione? Giovani, anziani? La maggior parte anziani. Ecco, e che cosa chiedono? La maggior parte se si possono spostare dei figli per fare la babysitter, soprattutto fuori comune, o per andare a fare una passeggiata o bere il caffè. Pochi hanno capito che per muoversi serve avere un'autocertificazione con la motivazione dello spostamento, ma che questa non necessariamente deve essere redatta dai cittadini. E durante i posti di controllo sono gli stessi organi di polizia a consegnare il modulo, quindi non c'è nessun problema. L'anziano, il lavoratore, qualsiasi persona che si sta muovendo, ovviamente per motivi seri e necessari, perché la ratio della norma è rimanere a casa, ricordiamocelo, quindi spostarsi il meno possibile, in questi casi il modulo viene consegnato dagli organi di polizia, quindi non necessita partire da casa con nessun modulo. Comandante che sottolinea i limiti per gli spostamenti. All'interno del proprio comune non ci sono grossi limiti di spostamento, anche se, ripeto, muoviamoci il meno possibile, però c'è l'apertura dei bar, c'è l'apertura dei ristoranti, quindi possiamo tranquillamente all'interno del comune sicuramente. Per quanto riguarda motivi di lavoro non ci sono grandi limitazioni, l'importante è certificare la verità, che io mi sto muovendo per motivi di lavoro, anche perché poi l'organo di polizia andrà a verificare questa autocertificazione, quindi la certificazione deve essere assolutamente veritiera, altrimenti si incorre in una denuncia di natura penale. Chiarimenti che contrastano con le richieste che arrivano allo sportello. Ma hanno capito che ad esempio l'autocertificazione la possono, cioè ce l'hanno già direttamente dalle forze dell'ordine oppure... No, glielo devo spiegare. Sono un po' preoccupati, vorrebbero che venisse vidimata direttamente dal comando. Senta, qual è la richiesta più strana che le è arrivata fino adesso? Se possono recarsi a Padova a tagliarsi i capelli e barba, perché sono abitudinari. Questa è la più strana. Ecco, e quindi in quanto strana non si deve portare avanti. Allora, pubblici esercizi, vediamo come va l'applicazione del decreto nei locali a Treviso. Stiamo soffrendo una mancanza di entrate che vanno al momento da almeno 50% di chi lavora sia a pranzo che cena e quindi ovviamente si trova dimezzato della metà dell'orario di lavoro, a chi invece puntava tutto sulla sera e quindi va almeno 100% perché non ha la possibilità di lavorare. Se continua così sarà una vera e propria ecatombe di locali pubblici, soprattutto pizzerie e ristoranti che lavorano la sera. Dopo la precisazione del pomeriggio che salva i locali per l'asporto, le restrizioni comunque penalizzano gran parte delle imprese di ristorazione di città e provincia. Voi cosa chiedete alle istituzioni a fronte di questo sacrificio?
e sono state fatte numerose richieste, a 3 livelli di concertazione. Il primo è europeo, che è una buona occasione questa per l'Europa per dimostrare se c'è vicina all'Italia e in che misura. Secondo, a livello nazionale, quindi con il governo, sono state chieste misure di chiarimenti, sostegno al reddito, sostegno alle imprese. Un terzo livello che è quello invece territoriale che sta funzionando in questo momento. Mutui agevolati, cassa integrazione garantite dagli enti bilaterali. Tutto però se l'emergenza sarà breve. La preoccupazione è che è solo ieri che è entrato questo decreto e abbiamo davanti quasi un mese, che è tantissimo. E allora adesso parliamo di prodotti del nostro territorio. Pederobba chiama Trump i prodotti del territorio, dicono gli imprenditori locali, sono di qualità e non vanno penalizzati. Benvengano iniziative come queste che cercano di ridare un'immagine diversa dell'Italia al resto del mondo. Un carico di prodotti tipici del territorio da inviare niente meno che al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per ricordargli l'alta qualità dei prodotti italiani, prodotti che non sono toccati dall'epidemia in corso. Lo ribadiscono a gran voce i produttori di vini e birra, salumieri, membri della confraternita del fagiolo Borlotto Nano, produttori dei marroni del Monfenera, insomma gli imprenditori di Pederobba. In questi ultimi 15 giorni già abbiamo visto meno persone venire a prendere il vino, anche proprio le persone del paese, ma soprattutto abbiamo visto che i ristoranti e le enoteche hanno iniziato a non pagare e soprattutto a non ordinare più vino. La situazione adesso inizia a farsi sentire e spero una cosa, che come è arrivata velocemente sparisca, diciamo, nello stesso tempo. L'unica cosa che si può fare è cercare di valorizzare i prodotti del territorio, cercare di valorizzare i prodotti italiani. Lavoriamo tutte materie prime di altissima qualità, rigorosamente di origine italiana. Anche la nostra clientela all'estero vogliamo sia tranquillizzata per questo motivo. Trasmettere un messaggio di ordine, di speranza e di soprattutto valore del nostro Made in Italy all'estero ci è parso indispensabile. Per questo abbiamo scelto e deciso di scrivere una lettera al Presidente Trump e speriamo davvero che un partner strategico come gli Stati Uniti possa ben interpretare questa situazione senza appunto penalizzare i nostri prodotti che, lo ricordiamo, non sono minimamente toccati da questa emergenza e conservano il loro valore. E anche per questa settimana il Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi a Sant'Artemio Treviso rimarrà chiuso in ottemperanza delle prescrizioni del governo che mirano a non creare assembramenti e a tutelare la salute contenendo il contatto e il contagio da coronavirus. Vediamo ancora la cronaca. I carabinieri di Montebelluna hanno arrestato un 33enne e denunciato un 32enne e un 17enne, tutti moldavi, in Italia senza fissa dimora, sospettati di aver compiuto una serie di furti in abitazioni, ditte e cantieri edili. Sabato alle 4 del mattino non si sono fermati a un posto di blocco a Nervesa. Ne è nato un inseguimento di diversi chilometri finché l'arrivo di una seconda autoradio ha permesso di bloccare la strada alla Banda all'altezza del centro di Volpago del Montello. In auto arnesi da scasso, 2 coltelli e alcune bottiglie di vino pregiato appena trafugato. Uno è stato arrestato perché già destinatario di un decreto di espulsione, gli altri 2 dovranno rispondere di ricettazione e resistenza e saranno a loro volta espulsi. E per la cronaca torniamo a parlare di coronavirus invece, perché l'ultima segnalazione questa mattina anche da parte del sindaco di Treviso Mario Conte, parliamo di una truffa legata a un finto vaccino che un 50enne di Vittorio Veneto ha tentato, questa truffa, e per la quale è stato denunciato. Ascoltate qual era lo stratagemma curioso e fate attenzione a denunciare casi di questo genere. Vediamo. Volantini sui parabrezza delle auto in sosta per pubblicizzare un finto vaccino contro il coronavirus, prezzo 50 euro. È il raggiro a cui ha messo fine la polizia locale di Vittorio Veneto, che nel fine settimana ha sorpreso un 50enne del posto mentre distribuiva da una macchina all'altra i foglietti che pubblicizzavano il finto rimedio al virus. Non qualche volantino qua e là, ma decine, pubblicità stampate a computer, piene però di errori grammaticali, in cui si proponeva la vendita di compresse, 6 per l'esattezza, da assumere per un anno come copertura del virus, costo 50 euro a confezione.
L'evidente truffa ha subito suscitato l'interesse dei social e dei vigili urbani, toccati da vicino peraltro nei giorni scorsi dal problema, dal momento che 3 di loro sono in isolamento in relazione alla positività al Covid-19 di una dipendente del municipio che si occupa di pulizie. Il tentativo di truffa, a cui rischiavano di credere soprattutto gli anziani e i cittadini più vulnerabili, è stato dunque subito stroncato. Rintracciato, il 50enne è stato denunciato per diffusione di notizie false e turbativa dell'ordine pubblico. E ora le immagini dell'incendio che nella notte ha causato seri danni al magazzino del colorificio Conte Plast di via Castellana a Vedelago. Intorno alle 2 del mattino è scattato l'allarme, le fiamme hanno interessato il deposito della ditta accanto allo stabile che ospita la produzione. All'interno materiali di diverse tipologie, sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco, Treviso e Montebelluna che sono riusciti a contenere il propagarsi dell'incendio. Sul caso ora indagano i carabinieri, avete visto queste immagini. E poi ancora 2 trevigiani di Istrana sono stati arrestati in flagranza di reato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castelfranco Veneto. I 2 prima hanno ceduto una dose di cocaina da 1 grammo circa ad un giovane assuntore della zona, poi sono stati trovati in possesso di altri 33 grammi, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga e circa 2.000 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato. E ora la storia di Adriano Celebrin, che a 97 anni continua a festeggiare a febbraio e a luglio il compleanno. La sua storia nel prossimo servizio. Non rinuncia a cantare Adriano Celebrin nel giorno del suo 97esimo compleanno, che da 77 per lui si rinnova 2 volte, a febbraio e a luglio. Non è una bizzarria di un nonno, ma la voglia di vivere di chi ha visto la morte in faccia. Perché Adriano Celebrin per quasi tutta la vita ha fatto l'agricoltore a Vascon, tranne dal 42 al 45, quando, come molti altri giovani dell'epoca, si è trovato a combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Ho visto tanti bombardamenti, e mi era sua nave. Quale nave c'era? Su una nave di guerra, la Fieri. Una storia da film raccontata in un libro scritto da Virginio Maso. Adriano da Vascon finisce prima a Padova e poi a Napoli. Lui, che il mare non l'aveva mai visto e al massimo arrivava fino al Piave, si trova mitragliere sulla motonave Alfieri sullo stretto di Messina. Un presidio continuo tra attacchi dall'aria e quelli da sott'acqua, ma è quando la nave torna a Napoli che Adriano rischia di morire. Aggrappato ad un legno stava per andare a fondo quando le mani di 2 soldati tedeschi finiti in mare con lui lo prendono letteralmente dal coppino, sollevandogli la testa da sott'acqua. Sì, se no se mi sapeva che altri e mi buttai a fondo. Perché dopo aver affondato la nave gli aerei inglesi continuavano a mitragliare sul filo dell'acqua i naufraghi. E non ero buono di nuotare, va bene. E ora trovo fatalità, ho trovato e la messa sotto qua, ecco qui mi portai avanti e sono andato a riva. Un vero e proprio inferno che Adriano ricorda da quel giorno con questo quadretto della sua motonave e una volta finita la guerra festeggiando il compleanno anche il 27 luglio, perché quel giorno ci confida, salvandosi dalle bombe, dalle pallottole, dall'annegamento, lui di fatto è nato un'altra volta. Una storia che però Adriano, con un po' di amarezza, ha smesso di raccontare ai giovani. Ma non ti puoi raccomandare niente, perché non crede niente e sa tutto ori. Bravo. Invece non è così, bisogna provare e ora te vedi. Allora, ci fermiamo a pochi istanti, poi altri aggiornamenti, vi aspettiamo. Due flash di aggiornamento che riguardano anche la nostra montagna. Abbiamo deciso di chiudere tutti gli impianti sciistici del paese da domani mattina con un'ordinanza di protezione civile, lo ha fatto sapere il Ministro per i rapporti regionali Francesco Boccia e anche poi Angelo Borrelli. Invece per quanto riguarda per esempio il bellunese Cortina, legato anche a questa notizia, è stato annullato lo Snow Kite Contest 2020 in programma a fine marzo nella Conca Ampezzana, una decisione sofferta ma inevitabile, hanno fatto sapere gli organizzatori.
Vi ricordo che alle 21:15 tra un'ora c'è Ring, ospiti nella prima parte Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega, Andrea Zanoni del Partito Democratico. Evidentemente parliamo del Veneto che si ferma e della rivolta nelle carceri dovuta al coronavirus, e poi alle 22:15 Giorgio Palù, professore, docente di microbiologia e virologo. Con lui scioglieremo tutti i dubbi. Grazie, ora previsioni meteo. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Benvenuti al meteo. Tempo stabile con alta pressione in rinforzo e correnti molto miti mediterranee responsabili di un aumento delle temperature. Il dettaglio di martedì 10 marzo. Sul Veneto avremo bel tempo, sarà soleggiato e asciutto su tutte le province della nostra regione. Assenza di precipitazioni, sole offuscato solamente da velature e stratificazioni più alte. Temperature come detto in aumento, minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi invece tra 11 e 15 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente salvo per qualche locale addensamento sulle aree montuose. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 14 all'incirca. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, salvo per locali nevicate sui confini alpini sopra i 1200 metri. Temperature minime intorno allo zero, massime sui 13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.